Buongiorno ragazzi, vi sarete domandati perché lunedì mattina non c'è stata la preghiera a inizio settimana. La ragione è molto semplice, perché oggi, mercoledì 18 gennaio, per la Chiesa è un giorno molto speciale, particolare, in quanto ha inizio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare di ecumenismo o di dialogo ecumenico, magari le classi più adulte, più grandi. Ecco, il movimento ecumenico è nato alla fine del 1800 con una finalità molto precisa, quella di ricostituire l'unità tra le varie confessioni cristiane e la Chiesa cattolica che nel corso dei secoli, nel corso della storia, si sono frammentate, si sono divise. Successivamente al Concilio Vaticano II si è scelta proprio questa settimana tra il 18 e il 25 di gennaio per richiamare l'attenzione di tutti i cristiani, a qualsiasi confessione essi appartengono, sul grande tema dell'unità. Perché, come si evince dal Vangelo, l'unità non è semplicemente un obiettivo umano, ma è ciò a cui ci chiama Gesù. Gesù ha voluto la sua Chiesa una e l'ha fondata sugli Apostoli. Poi nel corso della storia, per tante scelte e anche tanti peccati compiuti da cristiani e anche da uomini di Chiesa, da uomini di religione, il cristianesimo si è frammentato. È nata dapprima la confessione ortodossa, poi la confessione evangelica, la confessione anglicana e tutte le altre varie chiese, comunità cristiane che sono sparse nel mondo. Ecumenismo rimanda proprio all'idea del mondo, di tutta la terra. Mi piace allora l'idea che anche noi ci mettiamo in sintonia con quanti in questa settimana pregano per l'unità dei cristiani. Voi mi direte pregare serve a poco, io non sono convinto di questo e credo neanche voi. È il nostro piccolo modo per sintonizzarci, per metterci tutti nell'idea e sulla strada dell'unità. Quell'unità che si costruisce valorizzando soprattutto ciò che ci unisce appunto e mettendo da parte ciò che ci divide, cercando una logica di dialogo nella verità, rispettando le differenze reciproche. Penso sia davvero una bella sfida che ci sta davanti e che insieme vogliamo percorrere. A proposito, senza parlare tanto di unità dei cristiani e di grandi valori universali, pensiamo piuttosto a costruire unità tra di noi, all'interno magari delle nostre famiglie, all'interno delle nostre classi. Ripeto, la grande ricetta per costruire l'unità è valorizzare ciò che ci unisce e superare ciò che ci divide, in una logica di confronto aperto e di dialogo reciproco. Tutte le confessioni cristiane sono accomunate da almeno due aspetti fondamentali, oltre naturalmente alla fede in Gesù Cristo. Il primo è il sacramento del battesimo. Tutti siamo cristiani perché tutti battezzati. E il secondo è la condivisione della preghiera che Gesù ci ha insegnato. Quella preghiera allora che vogliamo insieme ora recitare, sentendoci uniti a tutti i fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, e rendici tutti uniti. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.